Continuando nell'esposizione dei grani dell'azienda Salvagnin qua di Fasana, siamo in una, come potete vedere dalla tabella, in una splendida anche questa varietà, a parte che tutte le varietà in questa azienda, secondo me, io non so però a chi dare la medaglia d'oro, effettivamente, perché è una varietà stupenda anche questa. Questa è la varietà Sonatine, una delle ultime varietà inserite nel nostro territorio nazionale dall'IDEA, e che io dall'anno scorso ho sposato, l'ho messo nel mio gruppo produttori sementi polesani, io lo chiamo Scuderia, e come potete vedere innanzitutto è una varietà sanissima, molto sana anche questa, porta una spiga importante, ok? E io vorrei sentire anche due parole dall'amica Lisa Borghi dell'IDEA, cosa mi vuol dire in più di questa varietà. Allora, buongiorno e grazie Arnaldo per averci invitato anche quest'anno a questa iniziativa. Io mi chiamo Borghilisa, come ha detto Arnaldo, e sono la referente per l'Italia, Grecia, Albania e Slovenia della società L'Idea. Cosa dire, cosa aggiungere in più? Allora, ci ha già dato la medaglia d'oro. Speriamo di salire sul gradino più alto del podio, Arnaldo. Non ci sono tante cose in più da aggiungere su questa varietà, se non che queste due parole. Sonatine CS rientra in un progetto che l'IDEA sta facendo, anche un progetto multispecie ai pro. Cosa significa? Che c'è la ricerca sfrenata alle proteine vegetali, e Sonatine rientra fra queste varietà, in questo studio. E questa varietà appunto di frumento tenero ha un alto potenziale proteico. Avendo un alto potenziale proteico è quello che dà la soddisfazione poi all'agricoltore alla resa, perché alte proteine significa anche peso specifico etolitrico più elevato. Le altre cose, cosa c'è da aggiungere a quello che ha detto Arnaldo? La varietà è sana, vediamo qua una foglia bandiera che praticamente fa veramente invidia ai frumenti teneri della zona. I trattamenti sono stati fatti tutti quelli che ci sono da fare, ed è ovvio che trovarsi in queste condizioni, ma ciò non toglie che le varietà L'Idea studiate e selezionate appunto per essere tolleranti, non dico resistenti, ma tolleranti alle comuni fisiopatologie della specie, comunque possono portare a questi risultati. E adesso lo possiamo vedere in questo periodo qui dell'anno, che è un periodo molto delicato per il frumento tenero, anche laddove sono stati fatti dei test in non trattato, cioè non è stato fatto il secondo trattamento che si fa alla foglia bandiera, e vediamo delle situazioni di questo tipo dove c'è una foglia bandiera estremamente sana. Poi da oggi, che è il 26 di maggio, quello che verrà lo sappiamo, le piogge di maggio, il caldo di maggio, diciamo che sono quelli che fanno il favore di tutti quelli che vendono i fito, giustamente, insomma, vuol dire, è meno male che abbiamo poi i prodotti per contrastarli. Però una nota proprio da aggiungere è che l'IDEA ha veramente questi prodotti e segue questo filone di ricerca, proteine e varietà che siano tolleranti alle comuni fisiopatologie. Quindi parliamo di ruggine, parliamo septoria, la ruggine gialla, la ruggine bruna, e tutto quello che può rientrare anche sul campo, diciamo, in questo periodo dell'anno legato a questa specie. Per il nostro filone di ricerca, no, di cercare malattie che siano il più possibile tolleranti, perché la resistenza, diciamo, si fa fatica, tolleranti appunto alle comuni fisiopatologie, non è quella di totalmente sconfiggere malattie, perché è praticamente impossibile, però sicuramente è quello di agevolare il lavoro di chi deve fare i trattamenti per usare prodotti che siano effettivamente più efficaci, che ci siano minore perdite e minore impatto ambientale, ed è questa, insomma, diciamo, la sostenibilità a cui cerchiamo tutti di rivolgerci. Concordo con la tua tesi. Vicino a me ho l'amico Tiozzo di Corteva, il quale ci parlerà dell'Inatrec, che è il secondo fungicida che abbiamo fatto fare, l'ho fatto fare in foglia bandiera, e quindi ha dato anche una mano alla resistenza che ha il Sonatine, sia ben chiaro. Però se in questo momento abbiamo tutti sti grani qua in questo modo, è anche perché abbiamo usato i giusti fungicidi. E quindi io vorrei che l'amico Tiozzo ci dicesse due parole sull'Inatrec. Prego. Grazie Arnaldo dell'invito, grazie della collaborazione che la Produttori Sementi Polesani offre a Corteva Crop Protection allo sviluppo del portafoglio fungicidi in provincia di Rovigo. Parliamo di Inatrec. Inatrec Active è una molecola innovativa che Corteva, dopo diversi anni di sperimentazione, ha lanciato sul mercato italiano, e da 3 anni che lo vendiamo sempre con massima soddisfazione per quanto riguarda le superfici trattate negli areali cerealicoli della provincia di Rovigo e non solo.
e per le performance di questa molecola, che è innovativa. Perché è innovativa? Perché è una molecola, infatti il nostro slogan di lancio è stata: la rivoluzione passa attraverso i batteri o parte dai batteri, perché Inatrec è una molecola che è stata scoperta attraverso la fermentazione dei batteri, un ceppo di streptomiceti che si trovano nel suolo. Estraendo queste sostanze prodotte dalla fermentazione siamo riusciti a isolare questa molecola, che presenta un'elevatissima attività biologica verso i principali patogeni fungini dei cereali a paglia. Quindi parliamo in primis della septoria, che è il problema numero 1, delle ruggini e dell'oidio. Questo sviluppo ha portato alla produzione di formulati pronti all'uso, altamente performanti per la protezione di queste colture. Vi dirò alcune caratteristiche essenziali, perché è giusto parlare di cose pratiche, perché alla fine l'agricoltore ha bisogno di praticità e saper come impiegare nel miglior modo possibile queste formulazioni per ottenere il massimo risultato dall'applicazione. Inatrec Active è un prodotto che viene impiegato dal momento della levata fino alla spigatura, quindi abbiamo una ampia campo di impiego, ampio periodo applicativo per quanto riguarda queste soluzioni, questa molecola. È un prodotto che presenta una caratteristica importante. Nella formulazione abbiamo brevettato una formulazione con la presenza di coformulanti, emulsionanti, surfattanti, che permettono, una volta che noi spruzziamo la miscela sopra la nostra coltura, sopra la nostra copertura vegetale, di fissarsi stabilmente con la molecola, con le superfici, quindi creando un guanto protettivo ed esplicando un'attività protettiva che va dalle 4 alle 6 settimane. Questo è importante perché noi possiamo partire presto con le nostre applicazioni e arrivare fino alla spiegatura, e per 4-6 settimane riusciamo a coprire la protezione delle colture e l'integrità della pianta fino alla spiegatura. Sappiamo che proteggere la foglia bandiera, proteggere la spiga dai funghi è elemento essenziale, perché queste componenti ci producono fino al 65% di zuccheri nella fase di granigione del grano.